Amici, stiamo per entrare ad Enemonzo. Oggi voglio iniziare questo breve vlog nel quale vi porterò a vedere il laghetto di Villa Santina. Da qui siamo praticamente poche centinaia di metri prima di entrare a Enemonzo e adesso, appunto, scorrendo verso Enemonzo mi sono accorto di questo piccolo crocifisso. Ve lo mostro perché passa un po' inosservato, visto che la strada principale, quella che percorro di solito, è alle mie spalle e come vedete ci sono gli alberi e il crocifisso passa inosservato. Adesso ve lo mostro e poi proseguiremo attraversando Enemonzo e quindi arriveremo a Villa Santina. Spero che si sia potuto vedere perché avendo il sole alle spalle del crocifisso siamo un po' contro luce, quindi le immagini probabilmente non risultano molto belle. Le vedrò in fase di montaggio. Ora mi rimetto in sella alla bici e proseguirò appunto con la meta finale del laghetto di Villa Santina. Partiamo! Una breve tappa alla pieve dei Santi Ilario e Taziano e continuiamo con il nostro giro. Ho sbagliato strada, ho girato prima, adesso torno questi 100 metri indietro e prenderò la svolta giusta. Prima di farvi vedere il laghetto vi faccio vedere questo assassino di alberi. Adesso cercherò immagini nelle quali sono stato in precedenza qui al laghetto di Villa Santina e vi faccio vedere quanto era bello. Adesso che sono entrato qui, non vedendo tutti gli alberi che erano lì, non capivo dove ero entrato. Adesso vi faccio vedere, non so perché li abbiano tagliati. Di solito è sempre perché si ammalano, perché cadono, non lo so, era più bello prima. Le immagini sovrapposte a confronto. Le più vecchie con gli alberi risalgono al 17 agosto 2019, le altre al mio recente giro. Come punti di riferimento prendete la costruzione sulla destra, semicoperta dagli alberi nelle immagini del 2019, e a sinistra la staccionata con al termine la fontanella in sassi. In queste immagini le inquadrature sono effettuate da angolazioni diverse, ma inquadrano sempre quella zona. Come punto di riferimento prendete la costruzione che compare in questo momento. Avrete così un'idea degli alberi scomparsi. Volete sapere dove sono finiti i loro tronchi? Eccoli. Anche in queste immagini osservate la fontanella, prima situata sotto la vegetazione. Guardate oggi quanti alberi non ci sono più.
Immaginatevi alle mie spalle vedere tutto verde, tutto pieno di alberi, adesso purtroppo è così. Adesso andiamo a vedere le paperelle, l'abbiamo già vista al lago di Cavazzo, vi lascio il link in descrizione del mio precedente giro al lago di Cavazzo e il lago di Cornino. Qua siamo al lago di Villa Santina e adesso vedremo delle paperelle. Speriamo che non rientrino tutte in acqua, sono molto belle. È un laghetto piccolino, però come vedete è molto carino. Spesso c'è l'arcobaleno sotto lo spruzzo, adesso non lo vedo. Vediamo se magari dall'altra parte riusciamo a inquadrarlo. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo vlog al laghetto di Villa Santina. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi siano piaciute le paperelle, a me sono piaciute molto e ci vediamo al prossimo video. Se vi piacciono questi vlog nei quali vado a vedere in particolare dei laghi, vi lascio in descrizione il link al video che ho fatto al lago di Verzegnis, al lago di Cavazzo e al lago di Cavazzo Cornino. Bene, io vi saluto e oggi posso dire laghetto di Villa Santina, Lucoral è stato qui. Un saluto con le paperelle da Lucoral.